Vieni a Matera, è ovvio che salverai questo video per sapere dove mangiare la miglior cucina tipica. Parliamo del primo ristorante nato fra i sassi di Matera circa 35 anni fa e che sorge in questa location a dir poco stupenda. E c'è anche questa suggestiva terrazza panoramica. Ho scelto il menù degustazione ed ho iniziato da una serie di antipasti della tradizione. Uno più buono dell'altro e non può mancare un assaggio dei peperoni cruschi. A seguire le orecchiette con pomodorino fresco, salsiccia pezzente e funghi cardoncelli. Capocollo cotto a bassa temperatura e laccato al miele con scarola, una carne che si scioglieva. Poi un fuorimenù, il raviolo liquido con pecorino di moliterno e tartufo. E anche un secondo extra, le ribs con fondo bruno, con la carne che solo a guardarla si staccava dall'osso, una cosa pazzesca. Si chiude con la mousse di ricotta, cioccolato e fichi su biscotto croccante. Da Austin Matera il menù degustazione costa 38 euro. Il locale è anche pizzeria, nominata tra le eccellenti della Basilicata. Austin da non perdere a Matera. Buonasera a tutti. La trasmissione di oggi sarà realizzata con il contributo e con la collaborazione di molti altri redattori di Officina Mediterranea. Come sapete, io amo spesso coinvolgere i redattori di altre trasmissioni, ma questo per chi frequenta Officina Mediterranea è una cosa assolutamente normale. Può sembrare strano per chi ci guarda dall'esterno, ma in realtà Officina Mediterranea è un'unica grande redazione. Noi interagiamo tutti tra di noi, ci sentiamo abbastanza frequentemente anche per altri motivi, e quindi poi all'interno di questa grande redazione ognuno ha le sue specificità e quindi è una cosa assolutamente normale per noi interagire. Però in questa trasmissione questa cosa si vedrà in maniera molto concreta e quindi la trasmissione sarà realizzata con il contributo di tanti altri redattori di Officina Mediterranea, ma in realtà sarà possibile il contributo proprio di tutti, anche di quelli che stanno a casa, perché io cercherò nei limiti del possibile di leggere anche i commenti scritti. Quindi una trasmissione, possiamo dire, corale. Innanzitutto voglio dire che cosa non è questa trasmissione. Questa trasmissione non è un dibattito, non è una tavola rotonda. I contributi che verranno offerti non saranno messi in contrapposizione l'uno con l'altro, ognuno dirà la sua. Non voglio fare la brutta copia delle già bruttissime trasmissioni che si fanno in televisione, nelle quali ci si controbatte, ci si urla contro, ognuno dirà la sua opinione. Chi sta a casa sentirà tutte queste riflessioni e trarrà le sue conclusioni. Sarà una specie di, non so se dire una specie di collage di punti di vista diversi, oppure una specie di mosaico, ecco, delle idee, delle nostre idee. Io dirò la mia opinione sulla guerra e poi vedremo cosa diranno gli altri che mi seguiranno. Io dico subito che per me la guerra è sempre un orrore ed è sempre un errore. Ottenere dei risultati attraverso una guerra, attraverso la sopraffazione dell'altro, è sempre un qualcosa di non consolidato, perché lascia dietro di sé questa ipotetica vittoria, lascia dietro di sé scorie di odio, di rancore, che poi fermentano nella società e possono portare, e normalmente portano, a reazioni violentissime anche dopo decenni. Quindi per me una vittoria con una guerra è sempre peggio di una contrattazione, di un confronto, di
di un compromesso, di qualcosa che viene ottenuto con la diplomazia. Ma la guerra è sempre un orrore. Io ritengo che non esistano guerre giuste e più avanti spiegherò anche perché. Ma ammesso anche, ecco, periodo ipotetico della irrealtà, se esistesse una guerra giusta, io non trovo giusto mandare a morire dei giovani che hanno appena iniziato la loro vita, che hanno tutto un futuro avanti a sé. Se io mi trovassi in un posto di potere, in un posto di comando e dovessi mandare dei giovani a morire per una qualunque causa, io non ci riuscirei. Cioè, non so come facciano queste persone poi a mettere la testa sul cuscino e a dormire la notte, a guardarsi la mattina allo specchio, ma non dico queste cose perché sto facendo una trasmissione contro la guerra. Queste cose le penso veramente, cioè veramente io penso che persone capaci di fare cose del genere molto probabilmente non appartengono realmente al genere umano. La guerra è sempre un orrore, lascia strascichi feroci da tutte le parti, e anche quelli che, tra virgolette, hanno vinto, alla fine hanno perso anche loro. Questa cosa, in realtà, la dice molto meglio di come l'ho detta io ora, la dice Gilbert Bécaud nella sua meravigliosa canzone Sono tornato da te. Vediamo il grande cantautore francese che cosa ci dice. Quando la guerra finisce e ricominciamo a cercarci, ci accorgiamo che ci siamo perduti tutti, quelli che hanno vinto e quelli che hanno perso. Io condivido pienamente questo suo pensiero. Nella guerra perdiamo tutti, non c'è un vero vincitore. Ho detto che non esistono guerre giuste ed è così. In questa trasmissione abbiamo più volte, anzi continuamente dimostriamo che dietro il paravento degli eventi, dei fatti raccontati con tanti toni eroici, con enfasi, eccetera, dietro a questo paravento inventato c'è una realtà diversa, che è una realtà ignobile, è una realtà della quale l'uomo deve solamente vergognarsi. Dietro le guerre ci sono sempre motivazioni ignobili. C'è sempre un desiderio di potere, un'ansia di potere, e ci sono sempre motivazioni legate al vile denaro. Cioè non c'è una guerra dietro alla quale non ci siano motivi di interesse o motivi legati al desiderio di potenza, di potere. Quindi prima quando l'elite decide di fare una guerra, inizia tutto un lavaggio del cervello del popolo con una serie di, diciamo così, di menestrelli. L'esempio tipico è il famoso maggio del 1915, come veniva definito, il glorioso maggio, che invece in realtà fu tutta una serie di mistificazioni. Dovrebbe essere definito il maggio vergognoso della storia italiana. Ne parleremo, anzi forse sarà il caso prima o poi di fare una analisi molto approfondita dei veri motivi che hanno portato l'Italia alla prima guerra mondiale. Quello è l'esempio tipico, ma sempre succede questo. Ci sono questi menestrelli che vengono proprio come dei burattini, vengono messi in azione dai poteri forti e che devono convincere poi, insomma, devono cercare di far ingoiare al popolo questa amara pillola della guerra. Perché io faccio questa trasmissione? Perché spero di diffondere consapevolezza in quelli che mi ascoltano, in quelli che ci ascoltano,
ci sarà questo lavaggio, forse è già cominciato in qualche maniera questo lavaggio del cervello. Noi dobbiamo saper resistere, perché la guerra è sempre qualcosa di ignobile. Dietro alle guerre ci sono sempre queste motivazioni di cui l'uomo dovrebbe solamente vergognarsi. Anche questa cosa la faccio dire molto meglio di come ho saputo dirla io da un grande autore francese, Balzac, che nel romanzo Le illusioni perdute scrive questo: vi sono due storie, la storia ufficiale, menzognera, che è quella che ci viene insegnata, la storia ad usum Delfini, e poi c'è la storia segreta, direi io la storia vera, dove si trovano le vere cause degli avvenimenti, e questa è una storia vergognosa. Questo è. Dietro le guerre ci sono sempre motivazioni vergognose. Come sapete tutti, credo oramai, con la mia associazione di poeti, che si chiama La Parola Abitata, abbiamo realizzato un video che sta girando e sta incontrando moltissimo favore nel mondo poetico, sta girando, il mondo della poesia italiana. Un video che è un collage di pezzi contro la guerra. Non so, io ho girato, ho donato la copertina di questo video e il logo della mia associazione di poesia La Parola Abitata, però non so se Donato è già riuscito a tirare fuori queste fotografie. Eventualmente le facciamo vedere nel corso della trasmissione, sempre per questo motivo, perché cerco nei limiti di quei pochi mezzi che ho, di far circolare che cosa? La consapevolezza sul fatto che la guerra è sempre un errore, che ci vogliono portare alla guerra perché ci sono interessi forti in questa direzione, e noi dobbiamo essere in grado di resistere. Ecco qua, questa è la copertina del video, che si chiama Versus Contra in latino, che noi usiamo molto, e questo è il logo della mia associazione, che è anche una rivista, è anche una casa editrice e tutto il resto. Adesso io vorrei cominciare con i contributi e chiedo a Donato di mettere in video nell'ordine dei collegamenti, ecco. Buonasera a tutti. Sì, allora mando un attimo la sigla e poi cominciamo con i contributi. Sì, esatto, è proprio quello che Okay. volevo fare. Volevo staccare prima dei contributi con la sigla. Va bene. Abbiamo visto anche il nostro... Ecco qua, Gabriella, benissimo, ottimo. Allora, Gabriella, hai sentito le cose che ho detto io? Lascio la parola a te per il tuo contributo, per la tua riflessione. Intanto grazie Enrico per avermi dato questo spazio e buonasera a tutti. Dunque, io quando ho accolto questo invito ho riflettuto molto, perché la guerra con i suoi effetti mi ha toccato anche personalmente. Tu prima, Enrico, parlavi della prima guerra mondiale. Dalla prima guerra mondiale non è più tornato il mio bisnonno da parte di papà, perché viaggiava su un piroscafo da Napoli
verso Salonicco perché doveva portare dei rifornimenti. Lì fu intercettato da un sommergibile tedesco che proprio in quell'anno, nel 1917, ebbe il primato dei suoi successi sottomarini. Intercetta il Minas, dove c'era il mio bisnonno e dove c'era poi anche il più famoso poeta Vittorio Locchi, che era giovanissimo. Il mio bisnonno per l'epoca era già di età, aveva 35 anni e aveva lasciato a Napoli mia nonna di 7 anni. Io poi mi sono molto documentata. Il Minas ha subito 2 siluramenti. Uno lo ha fatto traballare, il secondo lo ha fatto colare a picco in pochi minuti. E di lì sopravvisse un pellicciaio di Napoli che rientrato a Napoli dette le notizie alla mia bisnonna. Racconta che era il 17 febbraio e quando tutti finirono in acqua, che era, come disse lui, una tavola di ghiaccio, ci fu un guazzabuglio, un panico. E lui vide il mio bisnonno, Salvatore, e disse: Uè Salvatore, pure tu stai qua? Sì, sì, disse, ci sono anch'io. Poi dopo poco non lo ha più visto e di fatto il mio bisnonno non è tornato mai più a casa. Questo ha portato chiaramente delle ripercussioni sia economiche, perché poi la mia bisnonna si è dovuta industriare per portare avanti la famiglia, perché oltre a nonna c'erano anche altri 2 figli, ma poi anche a livello caratteriale di mia nonna che è rimasta sola in tenera età, a 7 anni. Chiaramente questa era una storia che non credevo di raccontare ora perché mi sono preparata un altro contributo, però tu mi hai ricordato Enrico e quindi ti ringrazio anche per questo. Quello sul quale io ho riflettuto, perché come sai io mi occupo di cultura ispano-napoletana, che poi si collega perfettamente a quello che dicevi tu poc'anzi, cioè la luce del trionfo, della vittoria, che però cammina parallelamente agli orrori della guerra. Ed è il caso di quello che noi vediamo proprio nell'arco di trionfo del maschio angioino. Noi vediamo l'ingresso trionfale di Alfonso il Magnanimo, e Magnanimo poi non tanto, perché le cronache di Lorenzo Valla e del Panormita ci raccontano chiaramente che nel momento in cui gli aragonesi entrano con un accordo attraverso l'acquedotto della Bolla, perché loro da 20 anni non riuscivano ad espugnare le mura di Napoli, nel momento in cui entrano e si trovano a Napoli, compiono dei saccheggi, degli stupri, degli orrori veri e propri. Il Panormita li ha descritti, però con qualche mediazione. Chi è stato davvero crudo, ma non nella sua scrittura, in ciò che ha narrato, è stato Lorenzo Valla, che sappiamo prediligeva la veritas alla brevitas. La brevitas era la via più comoda per gli intellettuali compiacenti di corte. Lorenzo Valla invece, per essere stato così chiaro, ha avuto non pochi problemi con i suoi colleghi, con i cortigiani. Quindi ecco che da una luce di un trionfo, che è magnificamente rappresentato nell'Arco di Trionfo, ma anche in un meraviglioso affresco che si trova al Palazzo Reale, si chiama Fasti Aragonesi di Belisario Carenzio. Sì, meravigliosi questi fasti aragonesi, però camminano parallelamente a degli orrori ai danni della popolazione civile. Poi io ne ho già parlato più di una volta, sia durante una trasmissione con te Enrico, ma anche nella mia pagina di cultura ispano-napoletana. C'è una romanza spagnola che è indicativa, che si chiama Mirava de Campoviejo, cioè guardavo da Campovecchio. Campovecchio è la zona attuale che quella grosso modo che dell'aeroporto di Napoli.
che racconta proprio di come il Magnanimo, Alfonso il Magnanimo, dopo la sua vittoria si nutre di rimpianti per aver perso i migliori anni della propria vita. Lui parla proprio di una barba che dopo imbianca, quindi ci fa capire come sia passato il tempo in questa guerra, di quanti duchi e nobili abbia perso, del dolore di aver perso un fratello, che poi è Pedro, che lui teneva come un figlio, perché c'è una notevole differenza tra i due, di aver perso finanche un fratello. Quindi alla fine avrà anche trionfato, però la perdita è stata notevole. Infatti proprio lui parla di aver perso gli anni significativi della propria vita. Quindi, per concludere, alla fine è sempre valida la poesia di Quasimodo: sei sempre quello l'uomo del mio tempo, hai ucciso e ucciderai ancora. Sembra che la storia in questo non riesca davvero ad essere maestra. Questo era il mio... Spero... Assolutamente, assolutamente appropriato il tuo contributo, perché con degli esempi molto concreti hai fatto vedere le cose che io avevo detto in maniera generale, diciamo così, teorica. La guerra è sempre un errore, Sì. e tu l'hai fatto vedere. La guerra è sempre un errore perché porta violenza, porta rancori, e tu lo hai fatto vedere in maniera molto concreta. E ti ringrazio molto per il tuo contributo. Grazie Ci a te. rivediamo presto perché teniamo in cantiere belle trasmissioni. Bellissimi progetti. Sì, ci Grazie. rivedremo presto su questi schermi. Grazie Gabriella. Grazie mille, A arrivederci a tutti. Arrivederci. Buonasera. Ciao Gabriella. Francesco Celotto, amico mio da diciamo pure 50 anni, va. Da 70 avanti Cristo. Sì, più o meno. Tenevamo 20 anni quando ti siamo conosciuti, mo ne ho 68. Vai Franco, tocca a te. No, io in effetti volevo dare il mio contributo un po' anche per rispondere alle domande che mi sono fatto, no, in questo periodo. Perché noi parliamo di guerra, parliamo di conflitti, però dietro a questa guerra, a queste guerre, c'è sta il tracollo dei diritti umani. Allora, innanzitutto mi chiedo perché le democrazie occidentali sono così permeabili, no, alla dittatura, ma una dittatura un po' diversa dalle altre. Cioè, questa è una dittatura che, come le altre, semina la paura, ma è una dittatura che domina attraverso anche l'intelligenza artificiale, per cui siamo di fronte a un apparato, diciamo, molto efficiente dal punto di vista bellico e molto efficace dal punto di vista della comunicazione. Per esempio, io diciamo, la cosa che però mi concentrerei, no, come appartenente all'umanità, è come ha reagito l'umanità a questo tracollo improvviso, perché noi certo non ci aspettavamo un genocidio, pensavamo di esserci affrancati da certe guerre, diciamo, senza morale, senza possibilità, come dire, di uscita o di preparare dopo la guerra un mondo ideale, e pensavamo di averlo fatto, ma non l'abbiamo fatto affatto. Riguardo al rapporto nostro individuale, no, con le tirannie che ci sono in questo momento, una lezione che secondo me abbiamo avuto viene dalle manifestazioni planetarie che abbiamo avuto. E allora ho tentato, no, di capire poi
il valore di queste manifestazioni. Innanzitutto queste manifestazioni per la maggior parte si svolgevano contro i governi, come è stato in Italia, come è stato in altri paesi, in cui anche in Ungheria, dove c'era la dittatura. Ciò significava o ha significato che a questo ritorno, no, della tirannia, degli eccidi, dei genocidi, sta tentando di rispondere l'umanità intera. Ma anche per esempio per quanto riguarda il boicottaggio, che io ho sostenuto e sostengo ancora, cioè il boicottaggio è un'azione individuale, nel senso che in questa reazione, no, a queste disumane situazioni, si risponde con l'unità, anche perché la tirannia, per portare alla guerra, ha bisogno di paura e di atti divisivi. Allora in questo l'umanità che si, come dire, organizza e risponde a uno a uno, non ce lo dimentichiamo. Qua il problema è di rispondere come appartenente all'umanità, a uno. Io penso che adesso il grosso passo che deve fare l'umanità è che ogni individuo si senta appartenere all'umanità, e quindi la condizione della persona più povera e malata del pianeta è un problema dell'umanità, e quindi è un problema nostro, e quindi finalmente forse potremmo riuscire ad arrivare a un sistema in cui ognuno sente la responsabilità del bisogno dell'altro. Allora questo secondo me è la via d'uscita per l'umanità, anche perché in questo momento ciò che minaccia l'umanità non è certo, non sono certi i missili, ma è una crisi ambientale che sta portando moltissimi, ma moltissimi danni. Allora è ridicolo che l'umanità, invece di coalizzarsi e quindi contro questa crisi che prende e minaccia l'umanità, si dissolve, si divide e spreca un'immensità di vite umane e anche di risorse economiche che servirebbero a, come dire, a fronteggiare questa crisi. Io in effetti spero che sia, come dire, un poco più incisiva questa coscienza individuale, nonostante ci sono delle grosse avversità. Per esempio il DDL che è stato proposto da Del Rio, ma chiaramente ha fatto un grande favore alla destra, del DDL sull'antisemitismo. No, in effetti che cosa fa? Decreta reato criticare il governo di Israele. Cioè, se passa questo DDL, io per esempio che sto facendo la propaganda per il boicottaggio, cioè, non so che cosa succederà. E anche, cioè, questo DDL prevede che si possono anche interrompere le manifestazioni pro Palestina e pro la guerra. Allora, questi sono veramente, diciamo, gli atti che stanno minando quella umanità che pian piano si sta consolidando e si sta ponendo contro la mortificazione dei diritti umani. D'altronde mi sembra anche logico, forse i libri di storia in futuro questo poi racconteranno, che in effetti di fronte all'abominio e all'annullamento dei diritti umani risponde l'umanità, perché i diritti umani sono, come dire, relativi e di interesse di ogni individuo sul pianeta. In effetti è questo io che stasera volevo dire. D'altronde, voglio dire, mi disgusta la
Donato, mi senti? Sì, abbiamo Sì. Francesco che si è bloccato e ti mando, Sì. nel frattempo che si sblocchi, ti mando un Sì. altro in video, un altro contributo. Certo. Speculando sull'ignoranza e sull'impreparazione delle persone. Quindi penso che a questo punto ci voglia anche un salto individuale delle persone, cercare di essere abbastanza, come dire, resistenti ai messaggi e al condizionamento dei regimi. In effetti era questo che volevo dire. Sì, sì, Franco, ma l'ho detto anche io in maniera molto molto breve, ho accennato anche io a questo. Sì, dobbiamo, ho detto, io nel mio piccolo cerco di diffondere consapevolezza, dobbiamo essere pronti noi del popolo a prendere in mano il nostro destino. Franco, ti ringrazio. Buonasera a tutti. Ti ringrazio, ti saluto e ci vediamo presto, dai. Speriamo di vederci. Penso che non ci Speriamo. vediamo No, ma da 15 anni. io lo sai che quando sono a Napoli faccio un sacco di cose, sei tu che oramai ti sei un po' ritirato. Va bene. Sì, mi sono un po' isolato, ok. Un po' sì, un po' ti sei ritirato. Ciao Franco. Buona serata a tutti. Ciao, ciao. Ted, mi senti? È buono il collegamento? Ted ci parla dalla Scozia, però vedo che il collegamento non è perfetto. Mi senti, Donato? Mi senti, Ted? Sì, ecco, si è riattivato, aspetta. Scusami, sembra la connessione. Secondo me ci stanno come si dice? Sì. No, Senti, ci Ted. stanno boicottando. Beh, certo, è fuori di dubbio. Senti, volevo dirti che tanti amici hanno sentito la nostra trasmissione sulla Scozia e l'hanno trovata molto, molto vera, molto viva. In realtà sono d'accordo, siamo riusciti a descrivere il mondo scozzese in maniera molto brillante. Io poi ho un po' il polso del... È una bella nazione. Comunque, sai, ho sentito prima, non mi sfugge il nome, Gabriella. Proprio Franco, adesso, Francesco Celotto. Francesco, sì, scusami. Che diceva il fatto del boicottaggio. Allora, qua c'è il problema al contrario, nel senso che praticamente se sei a Londra e vessi il kafir ti arrestano. Io qua vesto il kafir regolarmente perché siamo differenti la Scozia con l'Inghilterra, ma finalmente anche in Inghilterra sembra che abbiano vinto la democrazia, perché praticamente adesso possono manifestare. Viviamo in un mondo molto molto strano, dico amico mio. Ma scusate se io ci metteremo con parola nautale perché è più forte mio, non ce la faccio. Non ce la faccio proprio. L'italiano adesso è bello, ma vi uso parlare pure. Io onestamente ci provo, ma ci rinuncio. Allora, sono passati quasi 5.000 anni da quando Biante scrisse L'umanità malvagia in Grecia e si può ancora leggere, è ancora visibile. E non è che in 5.000 anni sia cambiato più di tanto, anzi penso che praticamente sia peggiorato. Mi spiego, perché è inammissibile che non si impari dalla storia e non si capisce che praticamente la guerra è buono solo per chi lo fa per interessi e basta. Il popolo è chi ci mette sempre le penne, in effetti. Consiglio a tutti di vedersi, trovabile su YouTube, la Ninna Nanna di Trilus recitata da grande Gigi Proietti, che ti descrive la guerra proprio in un modo bellissimo, che meglio di così, secondo me, nessuno può fare. Mi spiego? Sì. Beh, questo è il mio pensiero e non vado oltre perché altrimenti incomincio a coinvolgere un sacco di cose dentro. Sì. Guarda, sono perfettamente d'accordo con te. Da 5.000 anni non siamo migliorati. Senti, Ted, va bene, veramente mi ha fatto piacere averti. E poi, come hanno scritto prima,
questa trasmissione è all'insegna dei napoletani, perché in effetti finora sono intervenuti solo napoletani, e tu sei il quarto. Ma tu dove sei? Ted, ma tu dove sei nato? Io sono nato a Napoli. A Napoli, ma dove? Via Gaetano 100 numero 14, perché all'epoca si nasceva in casa. Proprio a pochissimi metri dalla chiesa Sant'Alfonso dei Liguori e a centinaia di metri dal famosissimo Serraglio. Sì, Piazza Carlo III. Piazza Carlo III, sì. Proprio bellissimo, è una zona che si sta valorizzando un po' in questo momento. Senti Ted, io approfitterei del fatto che tu sei stato da un millennio adesso. Ti capisco. No, io ci passo spesso e stanno facendo belle cose. Volevo approfittare del tuo intervento così sintetico ma ugualmente efficace per leggere qualche commento. Ci sono stati all'inizio della trasmissione 2 commenti molto interessanti ai quali sarebbe importante dare una risposta e chiedo a Donato di cercare di recuperarli. Stiamo vivendo un nuovo 1914. La storia non si ripete identica, ma fa rima, certo. Proprio identica no, ma come ha detto Ted, sono 5.000 anni. Ecco questo, chi decide davvero? Stefano. Gli stati o le alleanze? No. La NATO? Ma figurati. L'Unione Europea? Ma non scherziamo proprio. L'ONU? Ma l'ONU è una facciata. Le alleanze sono scudi o moltiplicatori di tensione, le alleanze sono degli strumenti utilizzati da chi decide veramente. Chi decide veramente? Noi non lo vediamo. Non lo sappiamo chi decide veramente. C'è un potere dietro a tutte quelle strutture che ha nominato Stefano prima, che controlla tutto, che tira i fili di tutto. È una cupola super tutto quello che supera, più forte, più in alto di tutto quello che abbiamo nominato prima. E la storia insegna ma non ha scolari e quindi non insegna. No, ma ripercorriamo sempre in un ciclo continuo, come ha detto Ted e come in realtà aveva anche un po' accennato Gabriella. Non impariamo, ma anche perché queste grandi strutture che traggono vantaggi incommensurabili dalla guerra periodicamente hanno bisogno di una guerra. Ma queste strutture, a parte insomma ovviamente le fabbriche di armi che hanno i loro depositi da svuotare, hanno le nuove armi da provare, ma non è solo questo, non ci sono solo, quando si pensa alle strutture che guadagnano dalla guerra, si pensa alle fabbriche di armi, ma non sono solo quelle, c'è tutto il resto, c'è l'indotto, ci sono le società che si occupano dell'approvvigionamento, c'è tutta una macchina che si mette in movimento che periodicamente ha bisogno di funzionare per tanti motivi. Ted. Per fare un contrasto che non ci azzecca proprio niente, è come l'edilizia, perché quando si muove l'edilizia si muove tutta l'economia e quando si muove una guerra pure, no, però con la guerra ci stanno i morti che poi è popolo, mi spiego? Sì. Il paragone è calzante, è come l'industria edilizia. Io a volte giro in questi paesi di turismo, che vivono di turismo, che sono già insomma ampiamente pieni di costruzioni, anzi molte volte tanti di questi edifici restano sfitti, però vedo che continuano a costruire perché è una macchina che deve funzionare, ha bisogno di funzionare e quindi periodicamente ci vogliono delle guerre e come abbiamo detto prima
non è che queste guerre siano realmente motivate da motivi. Volevo dirti prima che avevo quasi dimenticato che qualche mese fa ho studiato proprio qua a College di Modena, quello quando frequentavo il social science, che non frequento più, che praticamente le decisioni si fanno behind closing door, che praticamente significa tutto quello che succede nel mondo viene fatto dietro le porte chiuse, che noi non sappiamo niente, ma anche i governi, tutti quello che fanno e tutte le decisioni sono quelle che stanno dietro le porte chiuse, che a noi non ci fanno sapere. Sì, ma difatti io questo volevo dire, anche i governi sono eterodiretti, sono come dei burattini diretti da questa super cupola che muove i fili di tutto. Ted, ti ringrazio. Io vi lascio una felice serata e vi seguo piano piano, va bene? Sì. Un abbraccio. C'erano altri. Ciao. C'erano altri collegamenti, ma oggi i collegamenti non riescono. Sì, però... oggi, allora ti dico, è collegata con noi Giovanna Consolo, che è una scrittrice che ha partecipato anche al Festival di Matera, è arrivata comunque tra le primitrici, una nostra iscritta e fa parte degli Officina Mediterranea Lazio. È collegata, ma non riusciamo a metterla in schermo perché per problemi di collegamento, però lei cosa ha fatto? Ci ha mandato comunque in previsione un video con la sua testimonianza, diciamo, e quindi te la mando in video, ti mando il suo video, quindi sì. Ascoltiamo un attimo. Sì, va benissimo. Come no. Buonasera a tutti e intanto grazie per avermi invitato a partecipare a questa chiacchierata così su temi così importanti. Il titolo mi fa sentire davvero interpellata, no? Perché comprendere il presente per costruire il futuro non lo costruiremo noi, lo costruirà chi verrà dopo di noi, quindi chi adesso è un bambino, una bambina, e dunque questo mi fa venire in mente l'importanza della formazione, anche perché posso parlare di questi argomenti esclusivamente dall'angolo di mondo di cui faccio parte. Insegno da 35 anni nella scuola primaria, quella che per noi era la scuola elementare, cioè quella che si occupa dei bambini, dell'istruzione, della formazione dei bambini e delle bambine dai 6 ai 10 anni. Mi viene da dire che il periodo che stiamo vivendo è particolarmente difficile per noi, ma anche per loro, per l'infanzia, perché soffiano sul nostro tempo, sui nostri giorni, sul nostro mondo dei venti di guerra davvero drammatici e spaventosi. I bambini e le bambine vedono, sentono, chiedono, temono molto quello che accade intorno a loro e quindi spesso ci troviamo a dover cercare parole speciali, parole colorate, parole che parlino di pace, parole da utilizzare in casa e tra i banchi per alleviare un po' il dolore dato dalle tante immagini strazianti di bambini, di bambine come loro che vivono in territori e in situazioni di guerra. Ecco, io direi guardiamoli anche noi con occhi diversi, quei volti di quei bambini, di quelle bambine, non anestetizzati come siamo dai numeri e dalle notizie che ci snocciolano continuamente, ma guardiamoli per quello che sono, cioè una vergogna, un oltraggio, una sconfitta per l'intera umanità, perché quei volti hanno dei nomi, hanno delle storie, hanno o avevano dei sogni, delle famiglie che li amano, o che li amavano e che li piangono, mentre invece ogni bambino, ogni bambina avrebbe diritto a
avrebbe, e sottolineo avrebbe, perché purtroppo drammaticamente è impossibile utilizzare il tempo indicativo in questo nostro presente che, giocando un po' con il titolo di questo incontro, no? Storia e memoria, mi viene da dire non c'è la storia senza la memoria, ma rischia proprio di sparire la storia, perché il nostro presente pare abbia dimenticato del tutto ciò che è già stato e che non avrebbe mai più dovuto esserci. Quindi ecco, pensiamo a questi bambini come esseri che avrebbero dovuto avere tutto il diritto di crescere in un ambiente sicuro e protetto, mentre invece questo diritto fondamentale viene negato, viene loro negato. Quando parlo con i bambini, con le bambine di temi importanti, spesso scelgo di farlo in rima, perché questo alleggerisce un po' la tensione dovuta ai temi, e anche perché guardo a quello che è il mio faro pedagogico da sempre, Gianni Rodari, giornalista, scrittore, maestro, che usava la filastrocca proprio come mezzo per comunicare con i più piccoli. E allora vi leggo, se può essere utile, 2 semplici testi in rima che ho usato per parlare ai bambini e con i bambini di guerra e di pace. Uno si intitola proprio Venti di guerra, parole di pace. La pace ci piace, lo dicono tutti, eppure poi arrivano i giorni brutti, giorni di guerra, di follia, di dolore, giorni in cui sembra sepolto l'amore. La pace scompare, va via, si nasconde, le vengono inflitte ferite profonde. Rumori coprono i suoni più belli, gli spari spaventano bimbi e uccelli. L'azzurro del cielo è offuscato dal fumo e non si sente sicuro nessuno. Basta un giorno, una settimana e la vita cambia, ci appare strana. La guerra no, non è un gioco o un'avventura e ogni giorno aumenta la paura. La ragione si arrende, alza bandiera bianca, ma di invocare pace, questo no, non si stanca. E l'altro testo, più leggero, fatto di parole colorate, come dicevo, si intitola proprio La bandiera della pace. Eccolo. Rosso di cuore, di fuoco, d'amore, dell'arcobaleno è il primo colore. Arancio di frutti buoni e succosi, di caldi tramonti, di raggi preziosi. Giallo di luce, di luna, di stelle, di sole d'estate e giornate belle. Verde di prati e dolci colline, di grandi speranze e di foglioline. Azzurro di mare, di acqua, di cielo, che attorno alla terra sta come un velo. Indaco è poi il sesto colore dell'arco di luce che dà il buon umore. Arriva alla fine l'intenso violetto e il nostro insieme è davvero perfetto. Sventola e parla a tutti di pace, è la bandiera che più ci piace. E allora, con un augurio di pace, ecco, termino questo breve intervento che sicuramente è minimo, piccolo rispetto al tema che viene affrontato questa sera, ma magari può dare spunto a chi lavora con i bambini e per i bambini, per parlare anche con loro e farli sentire meno soli in un mondo che è pieno di incertezze. Buona serata. Donato, Eccoci senti, qua. l'intervento veramente toccante. Vogliamo però, purtroppo non è stato possibile mettere il nome scritto
della nostra socia. Giovanna Consolo, sì, perché era un video, non è nei video di solito. L'ho capito. Comunque fine. il nome lo vogliamo dire, Giovanna Certo. Consolo. Giovanna Consolo, ed è una scrittrice e docente. È stato un intervento toccante. Io sapevo che questa trasmissione sarebbe diventata interessante, perché quando si stimolano tante persone, ognuno ci mette il suo. Il contributo di Giovanna è importante perché lei ci fa capire quanto la guerra sia un orrore. Quello che io all'inizio ho detto così in senso molto generico, la guerra è sempre un orrore ed un errore. Lei ce lo fa toccare con mano, perché che esempio diamo ai bambini? Che clima facciamo vivere ai bambini al futuro? Cioè è un trauma dal quale non si riprenderanno mai. Quindi è stato veramente un contributo importante. Però mentre Giovanna parlava, Raffaele Tenti che cosa ha fatto? Ha fatto la sintesi di tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento. Ovviamente da casa, quando si scrive, si ha modo di riflettere e di sintetizzare bene le cose, e quindi io non trovo niente di meglio che leggerlo questo commento, che è proprio che quello che dice Raffaele è proprio vero. La geopolitica non è morale, è equilibrio. Gli stati non hanno amici, né ne vogliono avere, hanno interessi. Questa frase suona cinica, ma è storicamente, è più che accurata, io direi storicamente perfetta. La moralità entra nel discorso pubblico quando si parla, come diceva Balzac, la storia ufficiale, quella menzognera. La moralità entra nel discorso pubblico, si creano delle facciate piene di belle parole, di eroismo, di moralità, ma nei tavoli riservati, cioè in quella famosa cupola della quale ho parlato prima rispondendo alla precedente domanda, entrano solo potere e strategia. Potere, strategia e i più laidi interessi che si possono immaginare. Questa è la sintesi che Raffaele da casa ha fatto delle cose dette fino a questo punto. Sapevo due cose, Donato. Uno, che la trasmissione sarebbe diventata interessante, anzi interessantissima, e due, che sarebbe durata molto più del normale. Questo forse avevo dimenticato di dirtelo. Senti, se cortesemente era inevitabile, considerando anche il numero degli interventi che sarebbero dovuti esserci, che purtroppo... sì, perché il povero Vincenzo Serra non riesce proprio a collegarsi. Mi dispiace. Tanto tempo fa mi chiamò il nostro Marco D'Alessandro, che si doveva collegare, ma evidentemente ha avuto un problema anche lui. Ma oggi evidentemente è un po' disturbato il collegamento. Ma tanto tempo fa Vincenzo Serra mi telefonò, ma forse un anno e mezzo fa, o anche sì, un anno e mezzo fa più o meno, perché dice che stava non so se poi lo ha realizzato, stava progettando un liquore dedicato a Federico II, che sarebbe stata una grande idea. Non so quale. Ecco, approfitto per dire a chi ci segue che Vincenzo Serra, oltre a essere un nostro iscritto, è un imprenditore calabrese che ci sostiene tutti i nostri concorsi, l'avete visto anche durante la sigla, e praticamente lui, ma c'è di più, oltre a fare ha fatto una serie di tantissimi liquori, tutti artigianali, uno più buono dell'altro. Ogni liquore porta il nome di un pezzo di storia del sud o della Calabria in particolare. C'è quello dei bronzi di Riace, per esempio. Io me li sono fatti mandare anche perché gli iscritti di Officina Mediterranea hanno uno sconto quando iscritti, sia sul costo della spedizione che sul costo dei liquori. E ultimamente ti dirò di più, adesso non so se quello che dici tu è quello che ho visto io, perché qualcosa su Federico II io l'ho visto come liquore. Ma ultimamente so che ha ampliato il suo progetto perché ha acquistato una distilleria
e quindi farà anche altro, quindi si sta ingrandendo, quindi significa posti di lavoro, e tu che comunque vivi in Calabria sai cosa vuol dire una realtà del genere per la Calabria. È importantissimo. No, ma ti volevo dire, e lui voleva sapere se voleva fare una presentazione ufficiale di questo liquore, che però poi non credo che abbia fatto, voleva sapere se eventualmente io volevo andare a spiegare delle cose su Federico II in questa presentazione. Poi ovviamente tra i tanti progetti si fanno e non si ha il modo di realizzarli. No, ma su Officina ha presentato, l'abbiamo proprio intervistato sui liquori quando l'abbiamo conosciuto più di 2 anni fa. Però poi, secondo me sarà stato un paio di anni fa che mi chiamò per questa cosa. Senti Donato, cortesemente puoi rimandare la copertina del video versus contra, così completi il discorso che non l'avevo completato prima per dare spazio agli altri. Magari la prossima volta facciamo vedere proprio il tuo video. Sì, io lo vorrei far vedere anche su Officina Mediterranea, perché comunque è davvero venuto molto bene, riuscitissimo. Sono 25 poeti, in realtà siamo più di 25, però c'erano un paio di poeti infortunati, un paio di poeti fuori forma. Quelli che hanno contribuito al video sono solo 25. Perché un video di poeti contro la guerra? Ovviamente nessuno si illude che un video di poeti possa spostare qualcosa, non viviamo di sogni, viviamo ben radicati nel mondo reale, ma questo video è stato recensito su alcuni giornali da Ciro De Novelis, un importante studioso della civiltà napoletana, che fa anche parte del nostro gruppo, e c'è anche un suo testo molto suggestivo nel video. E lui forse a un certo punto spiega perché, spiega molto bene in questa sua recensione, perché un video del genere. Leggo il suo passaggio, perché io non saprei dirle meglio queste cose. La poesia non ferma i carri armati, non negozia i trattati, non redige armistizi, opera su un piano più profondo, quello dell'immaginario e della coscienza. La guerra nasce da un impoverimento simbolico, da una riduzione dell'altro a nemico metafisico e astratto. La poesia, al contrario, restituisce volto, carne e voce. Abitare la parola, quindi ha utilizzato anche un po', diciamo, le parole che noi abbiamo nel nostro logo. Abitare la parola significa riconoscere l'alterità come esperienza viva. In questo senso la poesia è esercizio di empatia, educazione alla complessità, resistenza alla semplificazione ideologica. Cioè, in pochissime parole, anche questo video circola per creare che cosa? Per creare consapevolezza, per cominciare a creare una rete di resistenti che sappiano distinguere le menzogne e le mistificazioni che ci stanno propinando dalla verità che sta dietro al paravento, dietro a tutto quello che ci viene narrato. C'erano molti commenti scritti, ma penso che oramai dopo un'ora ci possiamo anche fermare. Volevo lasciare a te, Donato, il saluto finale. Io faccio giusto, visto che siamo già oltre, diciamo, l'ora, voglio giusto ricordare, ma lo metteremo un post su Facebook in serata, praticamente perché oltre, come sapete, siamo partiti con il Festival della Scienza, sarà pronto il bando per il Festival di Castellagopesole e Melfi, di natura sociale e / storica, perché sarà un concorso, saranno 2 concorsi in uno. Sull'Agopesole faremo il tema sociale, su Melfi il tema storico, con tutte le categorie per il tema storico, e chi avrà piacere avremo il nostro Enrico Fagnano che ci sarà a Melfi proprio per la sezione storica,
Di questo ve ne parleremo meglio nel bando, che magari potete richiedere, e vi spediamo, vi manderemo via mail. Faccio soltanto vedere la locandina che circolerà. Infatti, abbinato con il logo che abbiamo stasera, il logo di Officina Mediterranea si è trasformato proprio in un qualcosa di storico, con dei castelli di sottofondo. Come vedete, come tema si chiama Sotto lo stesso cielo, perché sapete che Federico II era un tipo inclusivo, quindi da lì partiamo con i temi sociali che riguardano l'inclusione, tutti i temi sociali, sport, e a Melfi, come vedete, c'è proprio la divisione, per non confondere le cose. Ci sarà anche arte, poesia, saggi, eccetera, ma solo di natura storica, e questi saranno deviati tutti su Melfi. Faremo proprio 2 sezioni separate, perché è giusto che sia così. Tutti però con lo stesso filo conduttore che riguarda l'inclusione, quindi non potevamo che fare, diciamo, un percorso migliore sotto la guida, se così si può dire, di Federico II, o no, Enrico? Sì, come no. Questo concorso, diciamo, avrà la premiazione dal 5 al 7 giugno, la scadenza dell'invio opera il 26 aprile, e la mail dedicata a questo concorso è sotto lo stesso cielo @officinamediterranea.org. Vi faccio soltanto vedere in chiusura l'altra locandina del Festival di Foggia, con cui siamo già partiti, con i temi di scientifici, fantascientifici e fantasy. Uno dei componenti della giuria scientifica è proprio il nostro Francesco Celotto, che abbiamo visto in video poco fa, e tanti altri. Per tutto questo, per tutte queste informazioni ce le potete richiedere al nostro WhatsApp 393 5597 118, oppure scriveteci sulle nostre pagine, vi risponderemo e vi manderemo tutto il materiale di cui necessitate. Che dire, io ti ringrazio per la puntata, è stata una bellissima puntata, molto sentita, e con l'appuntamento con la storia ritorniamo mercoledì prossimo. Sì. Sotto l'alta ala protettiva del grande Federico II. Va bene. Ok, buonasera a tutti. Grazie per averci seguito.